Amiche e amici di DAZN, buongiorno e benvenuti allo Stadio Ricci. Questa è Sassuolo-Sampdoria, ultima giornata di regular season in Serie A femminile eBay. Playdrop, lancio lungo intercettato, poi Schatzer in anticipo su Kullashi che prova il destro da lontanissimo, palla fuori in fiducia contro la Samp, la svedese. Qui l'intervento di Della Peruta, 3 contro 3, Della Peruta, Cuschieri e Tati. Avanza la numero 7 che prova a calciare senza problemi Duran, Tali Della Peruta che si è centrata bene, ha provato il indicato le panchine, qui il direttore di gara Luongo, si parte con il cross, Misipo ha provato, più moderna come Kmieliński nelle squadre in generale che lottano per la salvezza. Vediamo tante volte qui intanto il colpo di testa di Cleland, l'importanza della giocatrice che tecnicamente accende la luce. Qui ha provato possibilità per il Sassuolo, Filigens per Mihelic, primo pallone della sua partita, cross della slovena a trovare Kullashi che palleggia, calcia fuori, prima reale occasione della partita del Sassuolo. Si guardano tutte e tre, sanno già chi calcerà. È uno schema per liberare Playdrop al sinistro, palla fuori, doppio tocco per aggirare la barriera e trovare la luce per il sinistro della danese. Ora le sue compagne provano a regalarle una gioia con Kullashi che prova a passare 2 volte. Kullashi calcia, se l'ha inventato, l'ha fatto bellissimo Loretta Kullashi. Quando vede Samp diventa il toro, quando vede rosso. Qui disegna un Eurogol, fantastico. Si gira bene, 2 dribbling, poi cerca l'angolo lungo, l'incrocio dei pali, non ci può arrivare Quaresma, è vantaggio per le neroverdi. Prova il filtrante per Mihelic, Samp in difficoltà, Lana Cleland prova ad imitare Kullashi, c'è una deviazione senza problemi Quaresma. Conta i passi Prugna, che vede la porta di Quaresma, la guarda, è una finta perché c'è questo cross sul secondo palo, Filangeri tiene la palla in campo, Sabatino, è tutto regolare, Daniela Sabatino, raddoppio nero-verde e festa per la ragazza che ha festeggiato da poco, 500 gol nei professionisti. Rivediamo Prugna che finta con lo sguardo di calciare in porta, palla sul secondo palo, torre di Filangeri, testata di Sabatino, festa Sassuolo, raddoppio 2-0. Quarto gol in campionato per l'attaccante classe 1985 Evergreen. Mihelic per Kullashi che si gira molto bene, ancora Kullashi, da lì è segnato il gol dell'1-0. Kullashi calcia, ci ha preso gusto, fuori, se ne va. Qui però ha il pallone troppo lontano dal corpo, magari ecco, parlare di Champions è abbastanza utopistico, intanto qui triplice fischio, ma sognare costa niente. Luongo dice che basta così, ha vinto il Sassuolo, l'ha fatto per 2-0 in maniera meritata.